Bravo Mattias! Bravo Juan Jesus! Bravo Scotti! Di forza! Dai Lukaku! Perché la formazione ovviamente confermato Spinazzola, quindi c'è la talpa. C'è la talpa perché lo sapevano già da prima. Fiorentina, interessante da capire in quale zona gioca Moreno, se gioca difensore o gioca più alto, così come noi dobbiamo capire se Spinazzola fa l'attaccante o il tutto fascia. Andiamo a vedere. Mi piacerebbe una bella partita di Neres a destra, cioè a confermare che non è che solo a sinistra può essere decisivo, magari anche a destra. Vediamo. E poi il tema Spinazzola, perché abbiamo detto per tutta l'estate, giocatore, ce la fai a fare 60 minuti alla grande? Comuzzo Lukaku è una bella sfida. Bravo Neres. Spina! E dai! Stai solo tu e non ti trovi. Serve pazienza. Occhio! Bravo Lobotka. No, non è fallo, vai. Confermato, Moreno fa il braccetto, quindi hanno cambiato loro modulo 3-4-2-1. Olive. Bravo Juan Jesus. Non cincischiare, il cincischio non va bene. Olivera. Occhio. Sono in due su questo calcio, non puoi lasciare Spinazzola nell'1 contro 2. Vabbè, non ne hanno approfittato. Neres. Vai, Bravo, Meretto coi piedi, dai. Esatto, 1-2 via. Shoot. Bravo Lobotka. Bravo Spina, dai, McTominay. Esatto. Signori, questi calci d'angolo dobbiamo studiarli un pochino meglio, Che cos'è? Spina, dai, aggiusta un po' il piede. Occhio Neres, non la perdere là. Bravo Juan Jesus, dai. Dai Luca. Olivera. Ma siete sicuri? Sì. Spinazzola ha aspettato un anno prima di dargliela. Bravo Luca. Bravo Spina. Dai, tirati. Maron. Questa è buona. Era buona. Quasi. Bravo Lobo. Buono. Esatto. Meret. Gli sta palla. Vai. Dai David. Vai Neres. Eccolo. Politano, proprio tranquillo. Dovete andare tranquilli, è uguale. C'era il fallo di mano di Olivera, C'era. Ma non ti preoccupare che noi ve la ridiamo subito. C'ha ragione qua l'arbitro. Sottile, inutile che fai, la prendi con la mano perché credi che ci sia stato un fallo che non c'era. Mi dispiace. Vai Lukaku. Bravo Neres, dai. Premia quella sponda di Lukaku. Neres. Tale cuola Politano. Mamma mia, che gol che ha fatto! Sapete che c'ha resistenza fisica quando va nello scontro. L'avete visto fisicamente senza maglietta Neres? Vale di, lo sappiamo. Fantasmagorico. E che bello che ha premiato una sponda di Lukaku. Che bello. Vedi come resiste al fallo. E poi col destro. Allora vuoi che mi innamoro di te? Valla a pigliare, De Gea, valla a pigliare. Bello. Oliver, non roviniamo tutto. Bravo Lobotka! Occhio. A Ken non gli devi far fare tutto questo però. Cioè che la stop, la si gira con calma, punta, mira, dai. Forse col braccio se la aggiusta, no? Aspetta, è evidente. Siente un telecronismo. È evidente che l'ha toccata col petto. Vedi bene. Naturalmente non è chiaro. Se naturalmente non è chiaro, non è evidente che l'ha presa solo col petto. Non è affatto evidente. A me sembra che dopo il petto proprio scivola sul braccio, ma vediamo bene. Secondo cambia proprio direzione. Cancellato. Ma marchiamolo meglio. No, Spinazzola, vai, non scappare, partecipa alla difesa. Facile. Meret. Sembrava più facile. Allora è proprio di netto, Mamma mia, è saltato proprio di netto. Se ben vedere il piede non lo tocca, magari si toccano le gambe. Occhio Neres, occhio, chissà. No, Dodò, Maron. Olivera, avevi fatto una cosa bellissima e poi? Meno male. Bravo Anghissà, bravo Lukaku. De Gea. Male Meretto qua. Ma proprio la butta. Va bene.
Heavy touch, si dice in inglese, quando Lukaku controlla il pallone, heavy, controllo tocco pesante. Un po' la storia di Vlahovic di tutta la stagione. E poi noi ce la vediamo di Lukaku, ma Vlahovic lo state vedendo, onestamente. Va bene, un primo tempo equilibrato, direi. Il Napoli sta in campo bene, anche la Fiorentina sta in campo bene, quindi c'è equilibrio, servirebbe un altro, lo sapete, già lo sapete, quindi potete lasciare i like. Dai, non ci abbassiamo, non ce li portiamo in aria che sono pericolosi, attacchiamo. D'altra parte l'ha detto Conte, dobbiamo difenderci attaccando. Fallo, facciamolo. Dai, Lukaku, che resisti. Bravo Juan Jesus. Neres. Bene, allora abbiamo stabilito, può giocare anche a destra. Non dovrebbe essere un problema, no? Bravo Olivera, che hai pigliato un fallo e hai continuato. Qua dovresti dare il vantaggio. Quando non si concretizza il vantaggio, li devi premiare quando non si buttano a terra. Anghissa. Oh, dai, 3 ore fa, signora. Facile, Meret. Bravo McTominay. Uomini. Bravo Neres, bravo Lukaku. Maronna mia Neres. Eccolo. McDowell ruota a Lukaku. Male. L'Anghissa per me doveva darla a Lukaku prima. Rigore mentre mi segno le cose. Fatemi capire. Gli leva il pallone e poi perz e poi boom. L'hai data a terra. Dai, bravo Anghissa in pressing. Lukaku, ascoltami. Il primo l'hai tirato centrale, male, però è andata bene. Il secondo non l'hai angolata troppo. Gli ultimi 5 rigori. Non mi trovo con la grafica. Se la devi tirare. Guarda Pulisic come l'ha segnato. Centrale, ma forte, ma un po' più alto. Mi fido di te. Vai! L'hai spiazzato! Bravo. Tirato veramente male anche questo. Schiacciandolo a terra. Ma va bene così. Si sa che alle volte non segni se la prendi troppo bene, diceva un amico mio. E poi Lukaku doveva segnare per forza perché nella simulazione è andata così. Bravo Mattias. Bravo Juan Jesus. Bravo Scotti. Di forza. Calma. Vero, partita maestosa di Comuzzo, è vero. Bel giocatore, giovanissimo. Tra l'altro aggiungiamoci che nella partita maestosa Lukaku fa un gol e un assist. Quindi alle volte tu puoi anche perderli i duelli, basta che ne vinci uno decisivo, stai in vantaggio. Guardiamoci nell'anima. Fuori, Meccatolo, Meret! Chi si è immolato? Meret, aiuto! Si è immolato tipo Rachmani, una cosa del genere. Mamma mia, Beltran fuori. 2 minuti di panico totale. Bravo Rachmani. E poi che macello. Kamek Domini c'era fatto un grande assist a Mandragola, Vabbè. Qua c'era un fallo di mani di Colpani. Colmani. Anghissa leziosissimo. Mano sempre di Ken. Bravo Neres, bravo Lukaku. Vai, ma proprio Neres gioca a pallone come la PlayStation. Lukaku, bravo. Tira forte. Mannaggia, incrocia là. Era bellissimo, dovevi incrociare perché se incroci e la incroci male c'è McTominay di là. Mannaggia. Bravi. Bravo Neres, allora fa la fase difensiva o no? Perretto, là non potevi uscire. Madonna mia, veramente, non potevo uscire là, la palla. Forse no, forse abbiamo una prospettiva diversa, secondo me forse no. Che il rilancio di Rachmani, poi tra l'altro a centrocampo. Che significano ste cose? Bravo Olivera. Signori, calma. Calmiamo. Male Anghissa qua, dai, Bravo Lobo. Bravo Lobotka. Bravo Ken, su Anghissa. Bravo. Iscrivetevi al canale, vi devo far vedere una cosa che non vi farà vedere nessuno nell'analisi tattica. Iscrivetevi al canale per forza. Vai Anghissa. Vai McTominay. Freddi, dove sta? Sta qua. Alla grande, alla grandissima. Scotti, McGoal. Si è dormito Dodò e ne devi approfittare e ne hai approfittato. Comuzzo la partita così ci ha fatto un marone assist a McDo. Ragazzi, capiamoci, grande partita, però poi ci sono gli episodi che qualificano. Ranieri sembra Emanuele Corazzi, non lo so, fa qualcosa esteticamente. Sottil, Meret, niente, fuori. Signor Conte, i cambi, dai. Che è successo, Meret? Sempre finissimi, i tifosi della Fiorentina. Un popolo arrabbiato, un popolo sempre sgradevole, molto spesso sgradevole. Non tutto il popolo, ovviamente, ma molti.
Forse troppi. Anche sa, come ti diverti quando stiamo sul 3-0? Bravo, vai Neres. Simeone sta in mezzo, vai. Che altruismo. Bravo Juan Jesus. Anche sa, lezioso ancora. Bravo Rachmani. Bravo Neres. Ragazzi, clean sheet. Non voglio sapere niente. Bravo Spina. Meret. No, non ci sta sto fallo. Dai, signor arbitro, fai giocare. Bravo Scotti. Partita in crescendo. Spina, mettila bene. Anghissa. C'era pure Neres dietro. Bravo Juan Jesus. Dategli un bel 6 risicato anche questa volta, Mamma mia, voglio. Partita pulitissima. I cambi proprio Conte non li vuole fare proprio il più tardi possibile. Ma evidentemente. Brutto rinvio di Meret, brutto. Ranieri col destro non ci fa ridere, Bravo Neres. Ma bravo McTominay pure. Bravissimo Simeone, mannaggia. Bravo Anghissai, dai. Arrotondiamolo perché facciamo pochi gol. Serve per le statistiche. Serve per i fantacalci. Serve per... Bravo Di Lorenzo. Comuzzo. Brutto fallo su Olivera da dietro. Si ammonisce qua. Signor arbitro, non me ne frega. Proprio brutto fa a far male. Aiuto, si è struppiato Olivera per stu falle e merda. Maronna mia, è proprio dolorante, aiuto. Maronna mia, le mani in faccia. Cambio. Mamma mia. Non la può mettere a terra, signori miei. Maronna mia, la tragedia. Perché Conte ha chiesto a Lobotka come stava? Signori, cosa sta succedendo? Rongoni peggio della grandine. La recuperata Simeone. Non mi fate vedere la partita, questi replay inutili. Mamma mia, Gilmour. Meret, la puoi prendere con le mani là. Signori, che cos'è questa confusione? Dai, Ngong, bravo Ngong. Anche sa. Juan Jesus. Bravo Simeone. Muovetevi che io devo andare live. Nuda la partita. Vabbè. Siamo già andati live, quindi voi lasciate il like e andate pure a rivedere la live perché lo sapete quanto è stata interessante. Bravo Raspadori. Bravissimo. Cantate insieme a me. 44 punti in fila per 6 con il resto di punti. Ragazzi, che meraviglia. Lasciate 44.000 like e poi recuperatevi la live di ieri, dai.